In continuità con il suo impegno verso gli emigrati siciliani all'estero, Giuseppe Arnone di Favara si candida per il Collegio Europa. Arnone, già presidente della Fondazione Italiana Europa, si è sempre indirizzato verso la valorizzazione delle eccellenze siciliane che sono dovute andare all'estero in cerca di uno sbocco lavorativo. Recentemente il professore Giuseppe Arnone ha anche organizzato una kermesse a Favara, denominata Quarta Festa delle Eccellenze Italiane in Europa, che ha visto momenti di incontri culturali e approfondimenti su tematiche del nostro territorio, risorse e tipicità, con qualificate professionalità che hanno ben rappresentato le tematiche sopra esposte. Ora il professor Giuseppe Arnone cerca il consenso degli italiani in Europa per poter bene rappresentarli in Parlamento, le loro istanze, le loro aspettative, concetti ben spiegati nel corso della conferenza stampa che ha tenuto a Favara. Stamattina mi sono rivolto agli italiani, ai siciliani, ai favaresi per raccogliere un invito a non sprecare il voto per un fatto di diritto-dovere di essere rappresentati nel Collegio Europa, dove possono votare gli italiani iscritti all'AIRE, all'anagrafe italiana residente all'estero. Ho voluto dire come si vota spiegando le modalità di voto, contro la furbizia dei patronati e di chi ricerca i plichi per votare al posto vostro. Fate valere il vostro dovere, barrate il simbolo della Camera Salvini, Berlusconi, Meloni e votate Giuseppe Arnone. Quali punti del suo programma? Il programma l'ho spiegato, il turismo di ritorno che può invertire il tema dell'economia nelle nostre città, nei nostri borghi, il detassamento della casa attraverso l'effettivo pagamento della effettiva residenzialità in estate, il pagamento della Tari e soprattutto l'abolizione della possibilità di avere tutti gli emigrati che tornano in Italia l'assicurazione di avere una sanità disponibile a secondarla, a curarli e soprattutto una capacità di esprimere e diffondere la cultura italiana che può fare sì che le nuove generazioni possano essere affascinati non solo dal cosiddetto brand Made in Italy, affascinati da un ritorno dove sono nati i propri genitori, dove sono nati i propri parenti